Imprenditori trevigiani in allarme per la crisi di governo, si rischia una situazione devastante. Artigiani per i crediti del super bonus bloccati, il 20% delle imprese edili a rischio fallimento. Crollo sulla Marmolada, il momento dell'addio alle vittime, si stanno fissando le date dei funerali, i comuni si preparano al lutto cittadino, intanto sul ghiacciaio sono ripresi i monitoraggi con i droni. Tragica escursione in mountain bike nel pomeriggio a Pieve del Grappa, un turista sessantenne tedesco è morto precipitando in un dirupo. Incidente nella notte a Vazzola, auto si schianta contro semaforo e prende fuoco il conducente, 27 anni di Santa Lucia, riesce a mettersi in salvo prima che le fiamme divorino l'abitacolo. Scaricano ramaglie in un parcheggio pubblico nella zona industriale di Roncade e le incendiano, le fiamme si propagano ad un campo accanto. È fissata per mercoledì a Col San Martino la riunione tra i produttori della DOCG Conegliano Valdobbiadene, ennesima fiammata della mai sopita guerra del Prosecco. A Piavondio d'Erzo una famiglia alpina ha organizzato una serata a favore dell'oasi di pediatria del nuovo Cafoncello che verrà inaugurato a fine settembre. Per i bimbi ci sarà anche un piccolo stadio tennis. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In apertura la crisi di governo con gli imprenditori trevigiani a sostegno dei sindaci nell'appello al Draghi bis. Si rischia una situazione devastante, dicono. Sentiamo. In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi, tante telefonate di imprenditori veramente preoccupati, sottolineando come in questo momento noi non possiamo permetterci una crisi di governo, in questo momento non possiamo permetterci di avere una mancanza di leadership perdendo il primo ministro Draghi. Quindi c'è grande preoccupazione da parte del mondo delle imprese. Mondo economico con il fiato sospeso, imprenditori tra i primi firmatari all'appello a Mario Draghi a non lasciare, l'economia non se lo potrebbe permettere. Fa eco alle parole del presidente degli industriali trevigiani Leopoldo Destro, anche il leader di Bottega, patron dell'omonima azienda alle porte di Treviso, che parla di effetti potenzialmente devastanti, dallo spread che salendo aumenterebbe le uscite dello Stato per interessi al costo del denaro che aumenterebbe allo stesso modo presso le banche, con il conseguente rialzo dei mutui e del leasing. Tutto questo, chiarisce Bottega, si ripercuoterebbe sugli aumenti di prezzo, sulle possibilità di investimento e quindi sull'occupazione. Una previsione anticipata dagli ultimi dati di Veneto Lavoro, che vedono una contrazione dell'occupazione dopo il saldo positivo del primo trimestre già del 3%. Il fatto aggrava una appunto situazione difficile per le imprese, un'inflazione che sta erodendo molto il potere d'acquisto delle famiglie, una crisi energetica che è in corso da diversi mesi e che porterà l'anno 2022 ad essere l'anno record come bolletta di spesa sia di famiglie che di imprese. Si stimano che saranno di più 32 miliardi il costo dell'energia e del gas per il sistema Italia. Già lo spread oggi è molto alto, non oso immaginare cosa possa succedere se questo governo non può continuare la sua opera. Una preoccupazione che gli industriali condividono con il mondo artigiano, che in più sconta l'incertezza legata al rifinanziamento del bonus 110, con una fetta consistente di imprese a rischio fallimento. Sulle 100 imprese noi sappiamo che oggi 20 sono, ma potrebbero essere 50, capisci? Quindi la questione è drammatica. Sono centinaia, spiega Sartori, presidente del mandamento di Oderzo e Motta di Livenza, in attesa di risposte. Perché l'impresa che ha fatto il lavoro per 200-300 mila euro ha i materiali da pagare, i dipendenti da pagare, l'IVA da versare, ci vuole un governo che decida domani mattina cosa possono e devono fare le banche, come si possono comportare gli artigiani, le imprese che hanno in pancia questi crediti. Il rischio è il fallimento. E tra le varie partite a rischio anche quella dell'autonomia, la Lega blinda il dossier per un'eventuale campagna elettorale del centrodestra, il PD sta invece ragionando ad una coalizione ampia del centrosinistra. Se si interrompe l'azione di governo sicuramente si deve ripartire con il nuovo esecutivo. Sicuramente sarà una delle cose che chiederemo di inserire nel programma
del centrodestra per le prossime elezioni politiche, quindi su questo noi non facciamo sconti, ma soprattutto abbiamo alle spalle una regione che lo ha chiesto come il Veneto e la Lombardia. Lega che guarda già ad elezioni. La crisi di governo ricompatta al centrodestra e dopo le infelici prestazioni alle amministrative, frutto in diversi casi di corse in solitaria tra gli alleati, si riscopre oggi più forte. Il dossier sull'autonomia non si tocca, ribadisce Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto. Per quanto perfettibile, era completo e tra le priorità del governo per i prossimi mesi. Noi vogliamo vedere la fine di questo, almeno la fine dell'iter a livello governativo, ma l'inizio della trattativa sui singoli temi e sulle singole risorse. L'interruzione dell'azione di governo sposterebbe l'autonomia direttamente nel programma elettorale del centrodestra, sulla cui unione invece non scommette il Partito Democratico, che sta già cercando alleati per un'ampia intesa del centrosinistra. Già se uno legge le dichiarazioni di questi giorni vede che c'è una frattura molto profonda, il centrodestra a trazione Fratelli d'Italia, il centrodestra con la Meloni alla guida. La Meloni è la politica più centralista che ci sia in questo paese, per cui vedo molto complicato per il centrodestra, anche dovesse vincere, portare avanti questo disegno, questo progetto. Paradossalmente, rispetto a quello che si è sempre detto negli anni, potrebbe essere più facile con il centrosinistra, perché dal PD a tutte le forze politiche che fanno parte di una eventuale, perché evidentemente va costruita e messa in campo, forza politica di centrosinistra, sull'autonomia differenziata c'è una serenità, c'è una tranquillità e una convinzione che possa essere utile. Crollo della Marmolada, il momento dell'addio alle vittime, si stanno fissando le date dei funerali di una delle più gravi tragedie della montagna, i comuni si preparano al lutto cittadino, intanto sul ghiacciaio sono ripresi i monitoraggi con i droni all'indomani dell'apertura di un crepaccio che tra ieri e oggi, dicono gli esperti, si è già allargato probabilmente a causa delle alte temperature di questi giorni. Dopo il nulla osta della Procura di Trento è il momento dell'addio alle vittime della tragedia della Marmolada. Mercoledì alle 10 attiene l'ultimo saluto a Tommaso Carollo, 48 anni. Alla stessa ora, sempre mercoledì a Isola Vicentina, verrà celebrato il funerale di Filippo Bari, 27 anni. A Barbarano Mossano, giovedì alle 9, l'addio a Nicolò Zavatta, 22 anni, il più giovane degli alpinisti travolti dal crollo. E mercoledì alle 16 al Duomo di Valdagno l'addio a Paolo Dani. Nelle prossime ore si conosceranno le date delle esequie e delle altre vittime venete dell'impressionante crollo del ghiacciaio. Le amministrazioni comunali si stanno organizzando per proclamare i lutti cittadini. Verrà probabilmente celebrato a Canazei con una messa in suffragio a Montebelluna il funerale di Gianmarco Gallina, 36 anni, e della compagna Emanuela Piran, 33 anni, bassanese. La coppia si era trasferita a Casella d'Asolo. Da parte nostra sarà un addio carico di dolore e di cordoglio per le vittime venete come per tutti gli altri, scrive il presidente della regione Zaia. Si rinnoverà il forte sentimento di vicinanza alle famiglie mai sopito nei giorni dopo la tragedia, mentre verrà dato l'ultimo saluto a persone amanti della montagna che rimarranno nei nostri cuori come le vittime di una delle più grandi tragedie della storia dei nostri monti, conclude Zaia. Intanto sul ghiacciaio, dopo l'allerta lanciata ieri dal rifugista del Marmolada con l'apertura del grande crepaccio, è scattata l'attività di monitoraggio. È stata notata una frattura nel ghiacciaio in destra orografica rispetto alla calotta che è crollata i giorni scorsi, e una frattura che c'è sempre stata ma che forse in effetti è più larga del solito, ed è stata soprattutto notata una grande quantità di acqua che entra in questo crepaccio. E la temperatura era molto alta, era sui 16 gradi in quel momento a quella quota. Monitoraggio che continua con i droni. Al momento non abbiamo grandi evidenze di spostamenti, se non appunto del crepaccio che da ieri a oggi sembra leggermente aumentato di dimensioni, questo grazie al volo di stamattina che ha portato in quota sulla cima in sicurezza una squadra con i droni che stanno adesso facendo un rilievo completo della frattura. E dramma
dramma a Pieve del Grappa, dove nel pomeriggio un ciclista tedesco 60enne durante un'escursione in mountain bike lungo il sentiero 153 è caduto e ha perso la vita. L'uomo era in gita con 2 amici impegnati nella specialità downhill e procedevano in discesa lungo lo sterrato. All'improvviso, all'altezza di un tornante a oltre 1000 metri di quota, l'uomo ha perso il controllo della bici ed è precipitato in un dirupo per alcune decine di metri. I compagni hanno subito dato l'allarme, sul posto l'elicottero ed il personale del soccorso alpino. Quando sono arrivati però per l'uomo non c'era più nulla da fare. I soccorritori hanno provveduto al recupero della salma, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, sul posto anche i carabinieri. E si sono riaccese nel primo pomeriggio le fiamme nella pineta di Bibbione. Si stima che il rogo abbia interessato 12 ettari di terreno. Vediamo. Bibbione continua a bruciare. Questa tarda mattinata si è riattivato un focolaio dell'incendio che lo scorso venerdì 15 luglio aveva distrutto una ventina di ettari di pineta nella spiaggia di Bibbione a ridosso del faro. Sul posto sono intervenuti nuovamente i vigili del fuoco di Portogruaro, Mestre e Latisana, mentre dall'alto sta operando un elicottero della Regione Veneto. Al momento non si registrano feriti. Grazie anche all'intervento anche della Regione Veneto, nella fattispecie dell'assessore Botaccini, sono attivati anche 2 elicotteri, perché essendo i pini molto alti, questi pochi esemplari di pini che avevano preso fuoco, si era necessario comunque colpire dall'alto, con l'acqua, e spegnere dall'alto l'intervento. La siccità del mese di luglio sta sicuramente contribuendo a riattivare i focolai sparsi sotto chioma e la presenza di bracci e tronchi roventi che richiedono un monitoraggio continuo che andrà avanti per tutta la settimana, sia di giorno che di notte. Si stima che l'incendio di questa mattina abbia interessato un'area di 12 ettari di terreno. Grazie anche qui alla Regione Veneto sono partiti i lavori per la sistemazione del pontile, che dovrebbe completarsi alla volta di giovedì, venerdì, insomma, ecco. E adesso c'è comunque una presenza di monitoraggio per evitare che possano esserci ulteriori effetti negativi, insomma, ecco, questo è quello che stiamo cercando di fare. Quindi appena si vede del fumo intervengono più facilmente. Incidente nella notte a Vazzola, l'auto prende fuoco, il conducente, un 27enne di Santa Lucia, riesce a mettersi in salvo prima che le fiamme divorino l'abitacolo. Poteva avere conseguenze ben più tragiche l'incidente che si è verificato la scorsa notte in via 4 novembre a Vazzola. Un 27enne di Santa Lucia di Piave, alla guida della sua auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il semaforo. L'auto, un Alfa Mito, si è incendiata. Nel giro di pochi istanti l'abitacolo è stato avvolto dalle fiamme. Fortunatamente il conducente, seppur ferito nell'urto, è riuscito ad uscire e a mettersi in salvo. I pompieri arrivati da Conegliano hanno spento il rogo dell'auto, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Scaricano ramaglie in un parcheggio pubblico nella zona industriale di Roncade, le incendiano, le fiamme si propagano ad un campo accanto. Da quello che abbiamo sentito è successo durante la notte, sono arrivati comunque le guardie e le forze dell'ordine a fare un giro, un controllo. Via Tommaso da Modena, area industriale di Roncade, sono dovuti intervenire vigili del fuoco e carabinieri nella notte per evitare che l'incendio appiccato in questo parcheggio pubblico si propagasse tutto intorno, favorito dalla siccità, mettendo a rischio gli edifici circostanti. Stando alla ricostruzione dei militari della stazione di Roncade, ignoti hanno scaricato nel parcheggio dell'area produttiva del materiale vegetale, delle ramaglie, che hanno poi bruciato per eliminarle. Le fiamme hanno però attecchito nel terreno agricolo accanto allo spiazzo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, allertati da un automobilista di passaggio, per circoscrivere il fuoco e impedire che continuasse a propagarsi. Non si sono comunque registrati feriti.
E quindi particolarmente pericoloso effettuare queste operazioni, soprattutto in un momento di grande siccità come quello che stiamo vivendo. Ed un altro incendio, un principio di incendio si è verificato questa mattina alle 7 in un compattatore dei rifiuti della Contarina per la raccolta differenziata di vetro, plastica e lattine. È accaduto in zona fonderia, gli addetti alla sicurezza hanno dato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L'intervento si è concluso in poche ore. È molto probabile, fa sapere Contarina, che l'incendio sia dovuto alla presenza di bombolette spray che durante le operazioni di compattamento dei rifiuti hanno innescato le fiamme. Ecco che viene quindi rinnovato l'avviso ai cittadini: questo tipo di rifiuto è pericoloso e va portato all'ecocentro, non deve essere gettato nel contenitore blu per la raccolta di vetro, plastica, lattine. Purtroppo episodi simili non sono infrequenti, per questo si raccomanda la massima attenzione nel conferimento delle bombolette spray. Fortunatamente i danni sono stati limitati, ma questa volta, oltre ai costi per il ripristino del mezzo che ricadono appunto sulla collettività, vanno considerati anche quelli ambientali legati all'utilizzo dell'acqua. Ancora più in questo momento di siccità e di forte carenza idrica è fondamentale fare il possibile perché fatti del genere non si ripetano, perché naturalmente l'acqua, lo sappiamo tutti, è una risorsa davvero preziosissima e l'emergenza siccità non accenna a diminuire. Acqua per l'irrigazione razionata negli oltre 50 comuni dell'area sud della provincia di Treviso del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Già non è possibile fornire acqua al 15% delle coltivazioni. L'emergenza idrica si aggrava di giorno in giorno e i consorzi di bonifica sono costretti a provvedimenti mai intrapresi prima. Davide Bortolato, sindaco di Mogliano Veneto, è presidente della consulta dei comuni che fanno parte del consorzio Acque Risorgive, un territorio di oltre 100.000 ettari suddivisi in 3 province. Ho convocato tutti i 57 sindaci che fanno parte del consorzio di bonifica proprio per parlare di questo problema, un problema grave, senza precedenti. Abbiamo il 15% del territorio del consorzio che riguarda una grossa parte della provincia di Treviso, una grossa parte della provincia di Venezia e anche della provincia di Padova. Ecco, nel 15% di questo territorio il consorzio non riesce più a garantire l'irrigazione. Una situazione destinata a peggiorare e che sta richiedendo interventi drastici, con il consorzio che in questo momento garantisce solo 2 dei 5 turni di irrigazione necessari alla crescita delle colture. Per la prima volta nella storia addirittura il consorzio ha deciso di fare una scaletta e dare in maniera scaglionata l'irrigazione. Molti raccolti sono già rovinati. L'altro problema importante è che il livello nelle falde si sta abbassando sempre di più con tutte le conseguenze del caso. L'appello che faccio ai cittadini è di porre massima attenzione nell'utilizzo dell'acqua, della risorsa idrica. Nel breve periodo, finché persisterà l'emergenza, ognuno è chiamato a fare la propria parte, ma nel medio termine occorre mettere in atto soluzioni strutturali per accumulare l'acqua. La Regione ha messo in campo la costruzione di grandi bacini che serviranno a raccogliere acqua quando ce n'è troppa, perché abbiamo questo problema nel momento delle grandi piogge, insomma, di dover smaltire l'acqua. Servono dei bacini per raccoglierla e bacini che poi diventano utili in questo momento dove c'è bisogno invece di acqua per irrigare. La guerra del Prosecco è fissata per mercoledì pomeriggio a Col San Martino, una riunione tra i produttori della DOCG Conegliano Valdobbiadene. Come gli incendi estivi si infiamma nuovamente il mondo del Prosecco, una realtà vicina al 1 miliardo di bottiglie vendute, di successi costanti in tutto il mondo, ultimo l'aumento importante di importazioni nei feudi millenari della birra, con un più 127% a valore per i popoli del Regno Unito, Londra in testa. Facile capire quindi come questa gallina dalle uova d'oro, che ha cambiato economia ma anche paesaggio del Veneto, marca trevigiana in testa, faccia gola a molti. O che si siano ingrossate le file di chi è convinto che il mercato mondiale non debba essere affrontato disperso in 3 consorzi ma in un'unica denominazione. Ecco allora il codice di autoregolamentazione mandato ai 3 CDA dal Ministero, con 3 provvedimenti da controfirmare, quello che cancella il termine superiore alla DOCG Conegliano Valdobbiadene, che di fatto livellerebbe le colline alla pianura.
Del fatto la DOC oggi in un comunicato ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. Chi invece parla è quello che da sempre tutti indicano come il Savonarola di Valdobbiadene, convinto che il Ministero non si è mosso a caso. È semplice perché si è fatto tirare dalla giacca da quelli della DOC. Vorrebbero fare un prodotto Max Meyer, cioè un prodotto uguale per tutti. No, questo è impossibile perché, ripeto ancora, noi siamo il Conegliano Valdobbiadene Superiore di CG Prosecco e questo è il territorio che ha fatto la storia anche per questi signori qua, benché loro vorrebbero cancellarci sia a livello qualitativo, sia a livello di storia, sia a livello di territorio. Questo non deve avvenire. Mi auguro che il signor Zanette e il signor Giavi si facciano un esame di coscienza e riflettano molto su quello che stanno dicendo e stanno facendo, perché noi non molleremo. La nostra identità è sacra. E ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, ora la storia di Giulia, una ragazzina di 14 anni con un ritardo mentale e cieca a causa di un errore medico quando è nata nel 2007, per cui la famiglia ha ottenuto un risarcimento. Sentiamo. Lascia il gioco se non vuoi giocare, vieni al computer ad ascoltare la musica. Bravissima Giulia, brava! Lei è Giulia, 14enne non vedente con un grave ritardo mentale. È nata prematuramente con un parto gemellare nell'ospedale di Campo San Piero, ma mentre per la sorella non ci sono state particolari conseguenze, per lei che vive a Marcon con mamma, papà, 2 sorelle e i nonni, è andata peggio a causa di una gestione superficiale, spiega il legale di famiglia, da parte della struttura ospedaliera. Si doveva evitarlo e questo l'hanno detto sia il Tribunale che la Corte d'Appello. Accade un fenomeno che è estremamente noto, che si chiama ROP, cioè una patologia della retina. Se non trova più l'ossigeno con cui si era drogata nelle settimane precedenti, comincia a cercarlo e quindi emette delle sorti di villi arteriosi per cercare sul fundus dell'occhio più sangue per avere più ossigeno. Con quello si accartoccia. Ma, spiega l'avvocato, i medici avrebbero sospeso i controlli oculistici dopo 3 settimane e alla 4ª, all'ospedale di Padova, per altre motivazioni, si sono accorti che Giulia aveva perso la vista e non c'era più nulla da fare. A quel punto è stato chiesto e ottenuto un risarcimento. Abbiamo vinto in primo grado ottenendo un risarcimento di circa 1,2 milioni. In secondo grado siamo arrivati a 1,5 milioni più altri accessori per la sorella e per i genitori. E adesso abbiamo fatto ricorso per Cassazione e confidiamo di ottenere un risarcimento più serio. L'obiettivo della famiglia, in attesa dell'ok dal Tribunale di Venezia, è quello di costruire con questo denaro una casa su misura per Giulia, in modo che possa usufruirne anche quando mamma e papà, originario di Arcade nel Trevigiano, non ci saranno più. Il nostro obiettivo primario intanto per il futuro della bambina, per costruire questa abitazione in modo che lei sia su tutto un piano, invece adesso abitando con i nonni è una casa a 3 piani, è molto pericolosa per la bambina, perché adesso già è grandina, comincia ad alzarsi di notte, comincia ad alzarsi anche di giorno da sola e venendo giù per le scale è un grosso problema per noi. Con l'arrivo di Giulia, la vita di ognuno, nonni materni compresi, è stata stravolta. Vivere e gestire le spese, soprattutto sanitarie, con un solo stipendio non è facile. Quando è sera, mia figlia non c'è più con la testa. Noi nonni, finché possiamo, stiamo dietro anche a lei, però dopo non ce la facciamo perché loro hanno bisogno della loro dimensione, hanno bisogno di vivere in un'altra dimensione. E la Giulia, come ha detto il papà, è un angelo e vuole le cose sue. È una bambina che gliela vorrei far sentire cantare. A Piavondi Oderzo cambiamo ora argomento, parliamo di solidarietà nei confronti dei bambini ricoverati all'ospedale di Treviso, perché a Piavondi Oderzo una famiglia alpina ha organizzato una serata in favore dell'oasi di pediatria del nuovo cafoncello che verrà inaugurato a fine settembre.
Noi come Stili Alpini siamo abituati a fare festa, ma non facciamo solo festa, cerchiamo di fare festa donando sempre qualcosa anche agli altri. Questo è lo spirito che ha animato la 6ª edizione di Alpini sotto la Bellussera, una manifestazione a sfondo benefico da sempre patrocinata da un alpino d'eccezione come Giancarlo Gentilini. Una serata semplice tra i Filari a Pievondi Oderzo, dove la casa della famiglia Tonon diventa centro della festa di e per le penne nere, tornate a riunirsi dopo 2 anni di fermo causato dal Covid. Si torna a stare insieme all'aperto, distanziati, per un'iniziativa importantissima che è quella dell'associazione Per Mio Figlio. Io ringrazio sempre i fondatori, la famiglia Archiuti, Italo Lazzari e la professoressa Agostini e Fabio De Longhi, che sono partiti e hanno creato questa grande associazione che è in supporto per la pediatria di Treviso. Proprio a questo reparto è stata dedicata la raccolta fondi della serata, che finanzierà un nuovo progetto dell'associazione. Questo nuovo progetto riguarda la creazione di un'area specifica all'interno della quale ci saranno delle nuove strumentazioni destinate appunto al trattamento del dolore. L'analgosedazione sono una serie di livelli medici attraverso cui si parte da delle cure palliative, ovvero quelle che possono aiutare il bambino a sentirsi meglio, a delle cure invece più tecniche, per fare in modo che il bambino possa soffrire meno in un ambito specificatamente dedicato a lui, perché non c'è niente di più disumano di vedere un bambino soffrire. L'area sarà predisposta nel nuovo Cafoncello, vicino al giardino pediatrico Pensile, dove anche gli adulti giocheranno per solidarietà. Il nuovo Cafoncello, l'azienda US in questo caso, farà il giardino Pensile a sua volta, ma faremo anche, do una notizia nuova, il 15 di ottobre faremo una partita del cuore, poi lo diremo, dove faremo appunto una raccolta fondi per fare il giardino sensoriale, per far giocare tutti i bambini di Treviso, perché l'ospedale di Treviso è un ospedale aperto e anche i bambini trevigiani potranno entrare nel Cafoncello a giocare insieme ai loro coetanei, magari ricoverati. Senta, e l'inaugurazione quando è fissata per questa nuova cittadella della salute? Guardi, stiamo lavorando alacremente, ringrazio l'impresa, ringrazio tutti i miei collaboratori. Noi immaginiamo tra fine settembre e i primi di ottobre. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. Viabilità in primo piano perché è stato riaperto oggi al traffico il viadotto di Pontetta Sovramonte alla presenza dell'assessore regionale Elisa De Berti, un'opera che garantisce il ripristino della viabilità in una zona fondamentale per i collegamenti con il Trentino, in particolare il Primiero. Il viadotto, costruito nella prima metà degli anni 90 e di una lunghezza complessiva di 200 metri, è stato soggetto ad una serie di lavori finanziati dalla Regione per 4.340.000 euro. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione degli elementi che hanno subito riduzioni di sezione, nonché migliorie volte a proteggere la struttura dai fenomeni di degrado dovuti alle condizioni ambientali. Entro fine settembre, assicurato l'assessore De Berti, verranno attivate entrambe le corsie sul ponte. Secondo cronoprogramma i lavori dovrebbero concludersi nella seconda metà di ottobre. Economia montana in bilico, serve un governo forte, è l'appello del presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno Mario Pozza nell'estate dei paradossi, dove la carenza di manodopera pesa come un macigno, a cominciare proprio dal settore del turismo. Se le imprese italiane hanno bisogno di un esecutivo stabile, quelle montane ancora di più, viste le criticità strutturali che vanno oltre le tante emergenze del periodo. Sembra questa la linea del presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza, tra i primi sostenitori a inizio 2021 della necessità di un governo Draghi. L'economia di montagna ha le sue criticità date dalla geografia, data dal contesto. Abbiamo problemi maggiori in queste realtà montane perché ovviamente ci sono meno servizi, ci sono meno disponibilità ovviamente rispetto alla pianura. E questo con paradossi ancora più evidenti se si guarda all'altro fronte, ovvero la carenza di manodopera
manodopera nei settori di eccellenza, quelli più vocati all'export e che nel breve periodo potrebbero avere un rialzo della domanda vista la parità raggiunta tra euro e dollaro. Abbiamo però dei settori forti come quello dell'occhialeria, come quello del freddo e della meccatronica che stanno soffrendo per mancanza di personale e soprattutto un problema che è quello del giorno d'oggi, approvvigionamento delle materie prime che sono schizzati, quindi c'è una forte speculazione, carenza di manodopera cronica ormai perché la montagna si sta spopolando e quindi in montagna è ancora di più, e l'altro aspetto ovviamente sono i costi energivori che sono ormai fuori controllo e rischiamo di mettere le imprese fuori mercato. Nel turismo lo scenario più paradossale, con l'ultimo report dell'ente camerale che evidenzia come la difficoltà di reperire cuochi e camerieri sia quasi del 50% sui 1.300 ingressi previsti nei mesi estivi. Insomma, un quadro in chiaroscuro che va governato, dice Pozza, andando ad attivare subito altre misure rispetto a quelle già previste nel decreto aiuti. La via è sempre più stretta. Il Paese ha bisogno di stabilità, e la manovra aiuta, però ancora non siamo in via definitiva per dare una soluzione ai problemi, che non è facile. Ed il soccorso alpino è stato attivato per una caduta lungo il sentiero 560 che passa sotto la torre di Valgrande sul Civetta. È caduto nel primo pomeriggio di oggi quando un escursionista 68enne tedesca che faceva parte di una comitiva di 10 persone era scivolata a lato del tracciato ruzzolando per una ventina di metri nel ghiaione sottostante. Il marito coetaneo per lo spavento ha perso i sensi. I compagni hanno lanciato l'allarme, l'elicottero è arrivato sul posto, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, sbarcando personale medico e tecnico di elisoccorso con un vericello di 30 metri, prestate le prime cure alla donna per un possibile trauma cranico. I soccorritori l'hanno issata a bordo per poi recuperare anche il marito. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Belluno. Ed ora lo sport con la Transcivetta, 750 coppie di runner si sono sfidate ieri nello spettacolare tracciato della corsa. Vediamo. La maestosità del Civetta e l'incanto delle Dolomiti a fare da sfondo alla Transcivetta, una delle gare di corsa in montagna di maggior tradizione, 40 le edizioni disputate e l'unica che si gareggia a coppie. Una splendida giornata di sole ha illuminato la Transcivetta della ripartenza dopo i 2 anni di stop a causa del Covid. Buona l'adesione anche se non ai livelli del pre-pandemia. Eravamo abituati a superare le 1000 coppie. Quest'anno siamo arrivati a 750, però possiamo dire che alla fine il tempo ci ha premiato e l'organizzazione può essere soddisfatta della risposta dei nostri amici runner. 750 coppie che si sono sfidate lungo lo spettacolare tracciato di 23 km che unisce l'Istolade di Taibona Gordino ai piani di Pezzè di Alleghe. 1950 metri di dislivello in salita e 870 in discesa, correndo su e giù per i sentieri ai piedi della maestosa parete del Civetta, toccando i rifugi Capanna Trieste, Vazzoler, Tissi e Coldai. Tanta gente lungo il tracciato a incitare gli atleti. A tagliare il traguardo per primi nel maschile Enrico Bonati e Giampiero Barattin. Abbiamo guadagnato fino al Tissi. Non è facile sia poi bene o male abbiamo mantenuto quel tempo, anzi abbiamo addirittura aumentato, mi hanno detto. Dunque è andata benissimo, direi. Mi ha spinto fino in fondo. Devo dire gli ultimi 2-3 chilometri veramente siamo andati forte. Molto soddisfatti. Per le donne la coppia formata da Paola Romanin e Anna Finizio, mentre tra le coppie miste ad avere la meglio sono stati i cadorini Olivo Deprà e Martina Darinzanco, visibilmente emozionata all'arrivo. Il momento più bello è l'arrivo al Con Negro, tutto quel tifo ti fa proprio emozionare. Vincere con Martina è una soddisfazione ancora maggiore perché anche lei abita nel mio paese, quindi possiamo dire che abbiamo fatto squadra di Lozzo. Lozzo ha vinto la Transcivetta quest'anno. Ed era questo l'ultimo servizio. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ci lasciamo come sempre con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Da oltre 40 anni la Cifrutta c'è per te.
La qualità e il risparmio, Vacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Vacifrutta c'è per te. Benvenuti al Meteo. Tempo stabile, ma si è aperta una settimana bollente con l'alta pressione africana sempre più forte sull'Italia. Caldo in intensificazione e valori termici davvero elevati. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto martedì 19 luglio tanto sole con ampi spazi di sereno, a fronte al più di qualche locale cumulo pomeridiano in montagna, ma senza piogge. Clima rovente e afoso con temperature oltre la media stagionale, minime tra 17 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 30 e i 35 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Sarà soleggiato con cielo in prevalenza sereno, sui monti al pomeriggio poco nuvoloso. Temperature minime sui 21-24 gradi, massime intorno ai 33-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà asciutto, sole pieno e cielo limpido, sgombro da nubi. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime infine sui 36 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da oltre 40 anni Vacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio, Vacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Vacifrutta c'è per te.